Ieri nel tardo pomeriggio, attraverso le foto di un passante, ho scoperto l'accaduto e subito siamo arrivati sul posto con il tesoriere, la polizia e le forze dell'ordine. Una sassaiola contro la finestra della sede del PD nel vano tentativo di fare breccia e lanciare all'interno una Molotov. Bruciato parzialmente invece il tricolore. Non contenti, gli autori dell'attacco si sarebbero spostati di un centinaio di metri e avrebbero preso di mira la vicina sede della Lega, strappando uno striscione, trovato poi nei pressi bruciato. Le indagini sono in pieno svolgimento. Gli inquirenti non escludono nulla. Al momento stanno battendo più piste, dalle tracce lasciate nei social all'autore di alcune scritte in città comparse a ridosso del 25 aprile. Plausibile invece la premeditazione. L'autore, che potrebbe aver avuto anche dei complici, ha lasciato un biglietto firmato, uno dei tanti italiani, rivendicando il gesto con una lunga serie di riferimenti a problematiche sociali, dalla gestione dell'emergenza sanitaria all'Europa. Parole deliranti che parlano di sottrazioni di libertà dovute al periodo in atto e condannano i traditori della patria, minacciando anche, e questa è la cosa più preoccupante, ulteriori atti intimidatori e rappresaglie.